rispondiamo prima di tutto a un grido d'aiuto delle nostre imprese, delle prime lavorazioni. E perché i prezzi appunto della materia prima, dopo un esubero di materiale dovuto alla tempesta Vaia, all'attacco dell'obostrico, le nostre imprese sono ritornate a dover acquistare il materiale dai paesi quali Austria, Germania e Slovenia. Secondo la categoria non è permessa una cosa del genere, e per cui Confartigianato, il sistema Legno Arredo di Confartigianato ha messo in campo molteplici iniziative. Una di queste è quella di oggi, che abbiamo voluto in un luogo simbolo, l'altopiano di Asiago, ma che interessa tutto il Veneto. Oggi come oggi un tavolo di confronto come questo, dal bosco al prodotto finito, ci permette di dare una visione d'insieme, perché è necessario collaborare, fare programmazione in prospettiva per dare, come si può dire, per dare concretezza al mercato del legno, ma non solo al mercato del legno, perché poi il mercato dell'asporto del legno dai boschi si traduce in mercato a livello di arredi, prodotti finiti. Quindi ricostruire i tasselli mancanti di una filiera corta è il nostro compito principale. Noi siamo qui per unirci, per programmare e soprattutto per coinvolgere gli attori in causa che hanno voce in capitolo. Le segherie sono il segmento che soffre di più, ed è un settore strategico anche pensando al futuro. E paradossalmente i proprietari forestali, pubblici e privati, sono in una situazione congiunturale favorevole, che implica quindi veramente una grande capacità di governance. Vorrei sottolineare quanto sia importante la scelta del governo italiano, al pari di quanto si sta facendo analogamente su scala europea, per un nuovo piano per la casa. Perché? Perché il mercato del legname da costruzioni e in genere per gli impieghi nella realizzazione di case, sto pensando a infissi, porte, pavimenti, diventa il modo intelligente per valorizzare le nostre risorse, doppiamente intelligente. Una ragione è legata al fatto che sostituiamo cemento e acciaio, che sono materiali non rinnovabili, ad alto impatto ambientale negativo per quello che riguarda le emissioni. Ma c'è anche una seconda ragione: utilizzando legname di qualità, questi prodotti per il settore edile e per la casa, abbiamo inevitabilmente molti scarti di lavorazione. Con il principio a cascata riusciamo a produrre biomassa a fini energetici che, guarda caso, va anche questa incontro a un'emergenza attuale di mercato. Io mi permetto di suggerire, come faccio spessissimo quando vado sui territori, la ricerca di obiettivi condivisi, perché se andiamo a questa, che è quasi forse una battaglia, no? Per avere i margini, per lavorare, per rimanere sul mercato, divisi siamo perdenti, perché siamo piccolini in generale, no? E allora l'unione, e Confartigianato questo fa, in sede locale fa la differenza, quindi associazionismo forestale, associazionismo di filiera, provare a concentrare le produzioni, anche se io sono piccolo, però metto la mia produzione insieme a quella del mio vicino, a quella dell'altro vicino, facciamo non tanto, ma un po' di più e con continuità, perché l'impresa di trasformazione ha bisogno di una continuità. Può essere 1 metro cubo all'anno, esagero ovviamente, però tutti gli anni io so che posso contare su quello. È un legno locale, è a chilometro zero o poco più, il costo del trasporto diminuisce e possiamo cominciare a ragionare in termini di filiera.